Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ricordate, ormai è settimane, mesi, anni luce probabilmente che il mainstream ci garantisce: gli inglesi si sono pentiti della Brexit, sono proprio affranti, vorrebbero rivotare subito, hanno sbagliato. Questa fa il paio con altre fake news per cui e dopo la Brexit non c'erano cose nei supermercati, sugli scaffali, medicinali, ma insomma c'era una nazione intera che si fustigava ammettendo la propria colpa di aver determinato l'uscita dall'Unione Europea attraverso una libera espressione popolare. Bene, cosa succede? Cosa è appena successo? C'è stata un'importantissima tornata di elezioni amministrative oltremanica. Chi è il trionfatore di questa tornata? Nigel Farage, l'uomo della Brexit, cioè colui che incarna proprio fisicamente la questione della Brexit, colui che, uscendo, diciamo, nella semplificazione si dice da destra, a nostro giudizio, diciamo, uscendo dal partito conservatore per contestandolo da un punto di vista di purezza thatcheriana, cioè contestando una, diciamo, edulcorazione del partito conservatore rispetto ai principi thatcheriani di libertà, liberismo, libero mercato, antidirigismo, antiburocraticismo, quindi anti-UE. Questa è l'agenda con cui Farage uscì dal movimento conservatore, impose la questione della Brexit all'agenda politica del Regno Unito. Boris Johnson, che è un conservatore thatcheriano vero, quindi sensibile a questa istanza, la fece anche propria, ma il partito conservatore era spaccato. Come ricordate, si andò al referendum, vinse l'opzione dell'exit, dei tanti saluti a Bruxelles, e quindi vinse Nigel Farage, no? Però una vittoria di Pirro, gli inglesi si sono pentiti, ormai Farage sarà, come dire, decaduto nel gradimento degli elettori, ci ha detto il mainstream a lungo. Ebbene, si è trattato di un trionfo storico per il suo partito Reform UK, che alcuni sondaggi in proiezione danno come primo partito nazionale e comunque come il vero partito che contenderebbe il governo ai laburisti, sopravanzando nettamente i conservatori. Anzitutto Reform ha vinto un'elezione suppletiva strappando un seggio appunto ai laburisti alla Camera dei Comuni nella contea del Cheshire. Dopodiché ha ottenuto il suo primo sindaco con Andrea Jenkins, ex deputata Tory, ex sottosegretaria all'istruzione nel governo di Boris Johnson, quindi un'altra thatcheriana vera che si era rotta della, come dire, edulcorazione politicamente corretta di certo establishment conservatore. È il primo sindaco del movimento di Farage dalla sua fondazione nella contea del Lincolnshire. Dopodiché, elemento niente affatto secondario, Reform al momento ha strappato 79 seggi di consiglieri locali, in comuni locali, dove ne aveva 0. Quindi ha più 79 come rappresentante nei comuni il partito di Farage. In confronto il Labour ne ha ottenuti 11 ma persi 13 e i Tory se ne sono assicurati 37 rispetto ai 62 che hanno ceduto. Quindi Farage ha potuto dire, facendo mera cronaca, lo scenario politico è del tutto cambiato a suo favore, a favore di quello che doveva essere il cadavere politico secondo le analisi di lor signori. Ora, al di là della dinamica interna del Regno Unito, cos'è che è veramente interessante? Che l'agenda di Farage, del partito di Farage, oggi in testa ai sondaggi e principale sfidante del governo laburista, è, potremmo dire, un'agenda trampiana. È l'agenda di un conservatorismo, di un liberismo 5.0, analogo per molti versi a quello che l'amministrazione Trump sta portando avanti in America. È un'agenda che contesta radicalmente il globalismo, cioè l'ideologia della globalizzazione che non fa gli interessi del libero Occidente ma di altri paesi e di altre culture. È un'agenda che contesta radicalmente
il mito dell'immigrazionismo acritico, per cui il concetto stesso di confine viene messo in discussione e quindi l'identità delle nazioni, è un'agenda che mette in discussione le burocrazie internazionali, non solo la UE, ma pensiamo Trump con l'ONU, comunque tutto il caravanserraglio ideologico che questi movimenti giudicano datato, spesso contro gli interessi dei popoli occidentali su ambo le sponde dell'Atlantico, e poi succede che questi movimenti riscontrano del consenso popolare. Capiamo sia un argomento un po' démodé, dove in una realtà dove per esempio in Germania i servizi segreti hanno appena definito AfD, primo partito nei sondaggi, un pericolo per la democrazia, o in un continente dove in Francia a Marine Le Pen viene impedito di presentarsi alle elezioni ed era nettamente accreditata come favorita rispetto alla prossima corsa per l'Eliseo. Insomma, sarà un argomento démodé, ma questa agenda diciamo trampiana in senso lato, conservatrice 5.0, funziona nelle urne, e gli inglesi non solo non si sono pentiti della Brexit, ma hanno decretato vincitore di questa tornata elettorale l'uomo della Brexit. Chissà se domani qualcuno, qualche sparuto commentatore avrà un rigurgito di onestà. Culpa. Grazie a tutti, buona serata.